adesso invece vi presento i componenti del gruppo folk di Azzara e anche qui veramente un grande spostamento e mi piace segnalarvi intanto la bellezza degli abiti che insomma non ha sicuramente neanche bisogno di segnalazione perché vi renderete conto della ricchezza dei colori, dei ricami di questi abiti. In particolare sicuramente colpisce il copricapo femminile Sadia Giola, che è una benda lunga più di 2 metri che viene appuntata in questo modo così particolare. Però io ci tengo a dire che in questo caso anche l'abito maschile è degno di nota, perché non sono tanti i paesi in Sardegna che possono in qualche modo vantare un abito così ricco, soprattutto nel giubbino blu che indossano gli uomini. Questi particolari ricami policromi che sono realizzati con la seta denotano una caratteristica molto molto singolare e importante, quindi mi fa piacere segnalarla. E ci dedicano naturalmente Saddanza, accompagnati all'organetto da Giovanni De Melas, gruppo folk Azzara.
Gruppo folk di Azzara, complimenti, ci hanno dedicato sta danza, la prima danza di questa serata. Grazie di essere stati con noi.